Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un appassionato sostenitore dell'azzurro e desideri restare informato sulle ultime notizie e analisi riguardanti la squadra di calcio italiana, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a lasciare un mi piace per sostenere i nostri contenuti. Nell'ultimo rapporto si è rivelato che l'attaccante del Brighton e Hove Albion è stato inserito nel radar del Napoli per la prossima estate. Si dice che la squadra partenopea stia valutando la possibilità di ingaggiare il talentuoso giocatore paraguaiano. Inciso ha avuto un ruolo sporadico al Brighton in questa stagione, mentre cerca di conquistarsi un posto fisso nel primo 11 di Roberto De Zerbi. Il 19enne ha effettuato solamente 2 apparizioni con i Seagulls durante questa stagione e ha contribuito con alcune assist in diverse competizioni. La giovane promessa sudamericana ha occasionalmente attirato l'attenzione con le sue prestazioni offensive per il Brighton. Attualmente, il suo contratto presso l'American Express Community Stadium scadrà nell'estate del 2026, pertanto non vi è una pressante necessità da parte del Brighton di lasciarlo partire il prossimo anno. Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, può permettersi di decidere se far partire Inciso. Quest'ultimo è abile nel creare spazi per effettuare tiri in porta e ha dimostrato una buona visione di gioco nel creare opportunità per i suoi compagni nell'attacco. Inoltre, la sua velocità gli consente di effettuare corse con la palla in mano, sia all'interno che all'esterno dell'area di rigore avversaria. Pur essendo principalmente un attaccante centrale, è in grado di adattarsi a un ruolo di terzino sinistro se il suo allenatore lo riterrà opportuno.